Buon pomeriggio gentili signori e signore, e contrariamente a quanto avevamo detto venerdì scorso, con una lacrimuccia perché ci dispiaceva molto, Cesare è qui. Cesare Orler è qui stasera, oggi pomeriggio. Cos'è successo, Cesare? Perché... Allora, ciao Giovanni, intanto avevo in programma la proclamazione di laurea proprio adesso. Come avrei saputo, Venezia è in una situazione abbastanza tragica e quindi, oltre ad aver cancellato tutti i corsi, chiuso le biblioteche, le varie università, io come altri 5.000 studenti siamo rimasti a casa, quindi la proclamazione non si fa, non sappiamo se la rinvieranno o se proprio non sarà fatta, perché trovare lo spazio per 5.000 vuol dire bloccare Piazza San Marco intera e quindi sono cose che programmano con mesi e mesi di anticipo, e spostarla nel giro di 2 settimane non so quanto sia fattibile, quindi ora aspettiamo e basta. Se non fosse per il dramma, vero dramma, che sta vivendo questa città, il danno incalcolabile che questa sorta di apocalisse ha prodotto in termini di distruzione di libri, ai danni delle opere d'arte, gli animali che sono morti, i cani, i gatti, potremmo dire laureato bagnato, laureato fortunato, ma non lo diciamo, anzi cominciamo questa trasmissione ricordando una persona che ti è cara, un collezionista. Ricordo un mio caro amico e collezionista, Alfredo, porgo le condoglianze alla moglie, ai figli. Questa persona io ho avuto modo di conoscerla molto bene perché lui era solito venire ad Abano, quindi più volte ho avuto il piacere di incontrarlo e lo ricordo come una persona di una profondità incredibile. Sensibilità artistica come ne ho viste veramente poche, uno di quelli che oltre a comprare i nomi storicizzati riusciva ad avere anche la sensibilità in parallelo per andare alla ricerca dei nomi più emergenti, e più volte lui mi ha consigliato nomi di artisti di cui poi ho anche fatto mostre, quindi gli devo veramente dire grazie per queste segnalazioni, e mancherà molto, veramente molto. Lo leggo nei tuoi occhi lucidi, e questo, quando se ne va qualcuno che non si riesce a sostituire, il vuoto diventa subito abisso. Però la tua è una trasmissione di divulgazione. Esatto. Tra l'altro facciamo un passo indietro, poi ti lascio ai tuoi argomenti, perché questa è la tua trasmissione, questa è la sua trasmissione. La trasmissione di Cesare Orler è l'unica vera trasmissione di divulgazione per quanto riguarda il palinsesto Orler TV, l'unica vera trasmissione del tutto svincolata dal discorso commerciale. Chiunque voglia fare domande, rivolgere domande a Cesare può chiamare comunque allo 041 63 12 40. Alla regia chiedo di ricordare di mettere i riferimenti Facebook e Instagram di Cesare. Io volevo fare un passo indietro e dirti, ci siamo guardati in faccia venerdì sera a mezzanotte e ci siamo detti: ma è tutto vero? Ha avuto un successo clamoroso che tu non sai. Ho passato il sabato e la domenica a rispondere alle persone: ma davvero li avete venduti tutti i lavori di Muriotto? A me non meraviglia, però ad alcuni sì. No, io ti dico, quella notte non ho dormito proprio, avevo ancora quella adrenalina pazzesca, perché ormai l'abitudine al corner l'ho fatta, però quell'adrenalina del riuscire a avere il riscontro dall'altra parte dello schermo di una persona, in questo caso tante persone, che non solo hanno capito quanto hai detto, ma ci credono come tu ci credi nel dirle, ti dà una forza incredibile. Quindi l'adrenalina era veramente tanta, io per 2 giorni sono rimasto là imbambolato a dire: pazzesco. Sai che mi fa piacere che tu lo dica questo, perché per carità ci sono professioni ben più faticose, difficoltose, però tante volte io spiego che questo lavoro, non per le 3 ore in cui uno rimane in piedi, ma per la tensione, è la scarica nervosa, che la tensione nervosa, l'adrenalina, pazzesca. il fatto che tante volte tu provi una solitudine infinita. Io ti devo dire, la solitudine che ho provato facendo questo lavoro è impareggiabile, cioè non credo di essermi mai sentito solo come in certe trasmissioni qui, anche quando vanno bene le cose, non soltanto quando vanno male. Allora, cominciamo invece con gli argomenti all'ordine del giorno. Esattamente. Allora, inizio con una mostra che ha inaugurato da poco la Fondazione Prada di Milano, una mostra molto particolare, si chiama Il sarcofago di Spitzmaus. In pratica questa mostra è molto sperimentale perché non riguarda un artista, non riguarda delle opere, ma riguarda un modo di fare mostre, di creare collezioni e di allestire.
In pratica il titolo già ci dice che è un sarcofago. Il sarcofago di Spitz-Maus è questa sorta di scrigno che è stato aperto come un vaso di Pandora, e ne sono usciti, diciamo, tante particolarità che erano tutti quegli oggetti caratteristici che avevano riempito la collezione di Ferdinando II di Asburgo nel 1570. Quindi questa è, diciamo, la ricostruzione di tutto quello che aveva nella sua Wunderkammer, in questo castello che si trovava a Innsbruck, ma ora tutti questi oggetti sono andati a completare la collezione del Kunsthistorisches di Vienna e altri vari musei. Queste opere spaziano da tessuti a oggetti liturgici, diciamo nella Wunderkammer si trovavano quelli che si chiamavano i mirabilia, quindi tutti gli oggetti che provocavano stupore. Infatti l'idea non era quella di collezionare un oggetto perché quel singolo oggetto dovesse avere un determinato risvolto, ma l'impatto doveva averlo l'insieme di tutti gli oggetti, quindi anche il modo di esporli andava a porre l'accento proprio sul numero più che sulla qualità. Questo non per dire che la qualità non ci sia, anzi, però passa in secondo piano nel momento in cui viene allestito in maniera tale, ad esempio per dei quadri, da ricoprire l'intera parete, quindi del muro non si vede più il quadro, si vedono 100 quadri che saturano lo spazio, e questa era l'idea. Ecco che tra questi oggetti ci sono appunto gli artificiali, che sono quindi tutti i beni prodotti dall'uomo, da oggetti in avorio a mille cose, fino ai naturalia, che sono tutti, non so, foglie di piante esotiche essiccate, animali imbalsamati, serpenti dentro a prodotti chimici, quindi è una cosa incredibile. Ed è stata bella perché questa mostra va a ragionare su come si sia evoluto il collezionismo, quindi dal 1570 a oggi, se pensiamo che ora, anche solo qui sul set, mai andremo a collocare 10 quadri uno sopra l'altro, si pone un'altezza che è quella dello sguardo e si vanno a mettere in fila anche con un certo spazio. Non andremo mai ad esporre un quadro, un pesce imbalsamato, una foglia essiccata. Certo. C'è proprio un altro modo di collezionare, un altro modo di abituare lo sguardo alla collezione. Io credo sia stata una mostra molto interessante, però se trattata in maniera isolata dice poco. Questa è una mostra che io spererei che venisse colto al volo, questa sorta di provocazione, perché tanti ho visto in mostra l'hanno percepita in questo modo, quindi come un po' una presa in giro. Cosa mi vai a esporre alla Fondazione Prada, dove di solito si espongono altre cose, l'oca impagliata, sono cose un po' strane, quindi tanta gente l'ha presa in questo modo. Però se a questa mostra seguisse magari altre 3 mostre, una sul collezionismo del 600, del 700, dell'800, e si arriva a oggi e si fa vedere come sia cambiato e quali siano stati gli ingredienti che hanno fatto sì che oggi in una casa si metta in un muro un solo quadro e non più 500. Certo. Io credo che però il problema è che un tipo di mostra così sperimentale in Italia o la fa Prada o la fanno pochi altri, perché non abbiamo né gli spazi né gli addetti per fare cose simili, e in Italia non mi vengono in mente altre sedi, forse all'estero penso alla Fondation Cartier a Parigi di Jean Nouvel, quello è uno spazio che si può prestare, o la Galleria d'arte moderna di Berlino, la Neue Gallery, questi sono ambienti che si prestano, in Italia però no, cioè non credo che nei luoghi che abbiamo ora si possa fare una cosa simile. E al solito tu che sei 25-30 anni avanti, ti sei guadagnato per l'ennesima volta il paradiso con un post su Facebook molto versato, no? Per questa, ce ne sono alcuni che evidentemente... Ma la sintassi è bandita, vero, da Facebook? La sintassi non la guardo più, guarda, perfetto. Io i primi post iniziavo anche a dire, iniziavo a far notare l'errore, poi mi sono stancato, certo. È senza speranza, quindi io prendo tutto quello che viene. Sto dando un'importanza diversa ai social di quella che davo un anno fa. È un apostolato il tuo ormai. Sì, cioè io ormai mi sono reso conto, non che ci perda meno tempo, anzi ci dedico sempre più tempo, però in maniera diversa. Cioè prima io rispondevo a tutti allo stesso modo, adesso un po' mi ricordo i nomi di chi ha voglia di litigare e basta, di chi ogni volta che interviene cerca la polemica, quindi ormai dopo un anno che leggo gli stessi nomi
di chi va a commentare, dico ok, a te rispondo, a te no, perché sennò stiamo qui 2 giorni a dirci niente e io ho 1000 altre cose da fare. Sono d'accordo. Quindi sto selezionando un po'. Chiedo alla regia di mandare il video di questa mostra perché è molto forte, molto strana. Bene Cesare, sono immagini forti, ma esiste anche una pedagogia dello sguardo, Sì, e quello che tu stai insegnando, provando almeno a fare, aiutare le persone a capire che senza certi fondamenti non è possibile capire un linguaggio. Anzi, io credo che anche senza capire nulla, vedere faccia bene di più. Assolutamente. Cioè, io mi rendo conto di quanto da piccolo, senza capire niente, però seguendo mio padre per le fiere, per le mostre, i musei, a volte mi rompevo anche le scatole perché non capivo veramente niente. Non lo dire perché vedevo qui di in zona... tutto e di più, ma cose, nomi che ora dico ma come facevo a non fermarmi davanti a quelle opere. Anzi, da piccolo ho fatto dei viaggi con mio padre vedendo delle opere che poi non ho più rivisto, che tornassi indietro farei non una foto, un video intero solo su quelle opere là. E all'epoca dicevo ma cosa sono queste cose? E invece però già vederle, poi quando le trovavo nei libri mi accorgevo, quando in fiera vedevo una cosa che più o meno ci poteva assomigliare, la mia mente riandava a quei ricordi. Quindi anche solo immagazzinare una sorta di galleria di immagini aiuta moltissimo veramente. Me la consenti una parentesi, poi parliamo ancora di arte. Mi sono ricordato, già da 2 settimane dovevo farti una domanda. Una coppia di signori anziani che ti segue sempre, tra l'altro ha conosciuto tuo nonno, erano clienti di tuo nonno, venivano ad Abano o a Montegrotto a fare i fanghi, ti hanno visto piccolino e ti fanno tanti saluti e mi hanno chiesto di dirti in cosa ti senti di assomigliare a tua madre, in cosa ti senti di assomigliare a tuo padre, in cosa ti senti di assomigliare a tuo nonno Ermanno. Allora, cosa mi sento di assomigliare a mia mamma? Allora, primo fra tutti il fatto di, non so se ci riesco ma ci provo, a fare 1000 cose insieme, come tante donne. Lei mi ha insegnato che si possono fare 10 cose contemporaneamente e farle bene tutte quante. Io ci provo sempre, lo vedo anche da piccole cose, ad esempio per dirti, ultimamente sto leggendo dei libri e non riesco più a leggere un libro solo alla volta, ho bisogno di averne almeno 4-5 e leggere un po' di tutti. Questa è una cosa tipicamente da mia mamma, poi non so quanto mi resterà di questi libri, però intanto ci provo. Esatto. Una cosa tipica di mio padre e di mio nonno, perché in questo c'è proprio un filo conduttore, è il carattere, nel senso di quando ti impunti su una cosa.
Lì vuol dire essere di una testardaggine cronica, pazzesca, che in tanti casi ti porta a sbattere la testa contro i muri, in tanti altri questi muri te li fa superare. Quindi devo dire che tante cose che sono arrivato a fare ce l'ho fatta per quella testardaggine che mio padre e mio nonno mi hanno insegnato. Quindi, dice sì anche ostinazione, ma è una virtù, non è un orgoglio, difetto. anche tanto orgoglio. Allora, tu dire. usi una parola meravigliosa che a volte è fraintesa. L'orgoglio è qualcosa che ci fa migliorare, che ci fa crescere. Sì, che non ti fa andare bene quello che hai già, ma che vuoi, che miri a far sempre meglio, quello sì. E tu ogni giorno diventi sempre più bravo. No, ci riesci alla grande. Quali altri argomenti all'ordine del giorno vuoi offrirci? Una mostra molto carina su cui c'è molto da discutere. Allora, è una mostra di un artista inglese che si chiama Serif Wine Evans, un artista inglese che adesso ha da poco superato la sessantina, che diciamo già come biografia è molto forte, da Biennale di Venezia di arte, Biennale di Venezia di architettura, documenta Kassel, ha esposto alla Tate, ha esposto dappertutto questo, quindi ha una biografia incredibile. È stato docente di architettura, linguaggi di vario tipo a Londra, in Giappone, quindi ha una carriera veramente forte. Ha iniziato però come regista di film sperimentali si possono definire. Tra l'altro un artista che proprio quando si parla di galleria di immagini, tra i vari artisti da cui prende, ci sono Pasolini come Duchamp, come Magritte, come Dan Flavin, quindi veramente le cose più incredibili. Però poi quando si vanno a vedere le opere ci si accorge che ha veramente preso da tutti questi e è riuscito a mixarli in maniera molto intelligente. La mostra che è in corso adesso all'Hangar Bicocca, che insieme alla Fondazione Prada sono i due che a Milano fanno più ricerche in assoluto e la fanno meglio di sempre, perché ricordo un vanto che abbiamo nel mondo è quello che l'anno scorso, quando sono state premiate le due mostre che hanno avuto gli allestimenti migliori del pianeta, sono state Fondazione Prada e Hangar Bicocca, entrambi a Milano. Quindi questo ci dà gli strumenti per dire che se ci si impegna possiamo veramente reggere il colpo con Londra, Berlino, New York, eccetera, in fatto di curatela e allestimento. La mostra che è in corso adesso, considerando tutti i precedenti che ci sono stati all'Hangar Bicocca, diciamo ha subito una piccola critica che è questa, cioè questo artista da regista ora lavora col neon. Questa mostra è pienamente incentrata sul neon. Un anno esatto fa c'era la mostra di Mario Merz sugli igloo, dove il neon abbondava. 2 anni fa un'altra sul neon, quindi la gente si sta chiedendo, ma questo giochino di fare una volta all'anno la mostra sul neon, perché è performativo, perché è bello da vedere, certo, perché dialoga, c'è il neon dovunque lo metti, spacca i muri, spacca tutto, perché quel tipo di luce intermittente del gas tende proprio a non dare delle connotazioni spaziali fisse. E quindi tanta gente si è chiesta, ma non è che adesso hanno preso il via e ogni anno fanno la mostra sul neon perché fa figo? E io me lo sono chiesto, non so se sia così, aspetto il terzo anno per vedere se è veramente così. Certo che questa ricorrenza fa pensare. Andando però sulla mostra è molto potente perché ha usato il neon in maniera un po' diversa dal solito. In che senso? Non ha dialogato tanto con Merz, ha dialogato di più con Lucio Fontana, per il fatto che nessuno di questi neon sta sul pavimento, sono tutti neon che scendono dall'alto, sospesi, quindi già il fatto di dialogare con uno spazio che non è quello nostro, certo, noi lo guardiamo da sotto, è uno spazio che sta oltre, è più vicino alle stelle, alle comete, quindi già è un distacco rispetto al fruitore. Allo stesso tempo c'erano delle opere, tipo quella di apertura, che secondo me era una delle più belle, che erano delle colonne doriche che scendevano dal soffitto. Colonne doriche fatte con queste strutture metalliche dove c'erano il neon, i cavi elettrici, eccetera, erano più o meno 7, 8, 10, e queste colonne doriche, diciamo, smontavano l'idea stessa di colonna, che è quella tale per cui si parte dalla base, la colonna appoggia sul pavimento e deve sostenere un qualcosa, un architrave, certo, un tetto, eccetera. Questo invece non tocca per terra e non sostiene niente, quindi già non è più una colonna. Però andava a ragionare sull'intermittenza, quindi si accendevano e si spegnevano molto lentamente 2 colonne 3 su 10
e man mano che si spegnevano e si accendevano si vedeva quello che stava davanti, quello che stava dietro e si perdeva la cognizione della distanza tra le colonne. Io penso ad esempio a questa idea di un palo per dare la distanza, penso a come lo usava Piero della Francesca, come lo usava Carrà, cioè il fatto di dire tra me e l'orizzonte pongo magari un paletto che proietta un'ombra e quell'ombra mi dà l'idea di quanto spazio c'è tra me, il paletto e il mare, perché se io lo stacco sembra tutto compresso e quindi questi elementi in mezzo mi permettono di distinguere una distanza su un piano. Lui lo fa con la colonna, ma nel momento in cui si illumina a livello eccessivo ci disturba. Quando si spegne del tutto riaccorcia lo spazio, quindi è uno spazio orizzontale che si dilata e si riaccorcia, è una cosa veramente incredibile. Quindi è una mostra tutta sulla percezione. E un altro tema conduttore particolare è stato il teatro di no, che io ho dovuto leggere perché non sapevo cosa fosse. Infatti ecco, una cosa bella che fanno all'Hangar Bicocca e anche da Prada è che lasciano sempre questa sorta di libricini che sono delle guide in cui ci sono tutte le opere descritte con le foto e che aiutano chi è lì a rendersi conto di cosa siano queste opere, soprattutto quando si hanno delle installazioni come queste. Il teatro di no è un teatro tradizionale giapponese in cui ci sono queste figure con determinati costumi e cose varie che codificano dei movimenti che ripetono sempre uguali, no? Attraverso questi movimenti prendono posizione sullo spazio, quindi ci sono delle coreografie tali per cui disegnano, come si può dire, dei movimenti da ricoprire sul palcoscenico e spostandosi vanno proprio a occupare quegli spazi. Ecco che questo artista cosa ha fatto? Ha codificato quei segni e ha immaginato di tradurli in forme geometriche. Quindi quando un commediante muove il braccio in maniera circolare diventa un disco messo in un certo modo. Quando si sposta in orizzontale in avanti diventa una freccia. Ecco che tutta questa geografia, questo percorso di segni diventa poi spazio, uno spazio che viene sopraelevato sul cielo. Quindi è una cosa veramente strana, forte, aspetto appunto di vedere se questa cosa del neon non sia un giochino per staccare i biglietti. Certo è che l'artista è valido, quindi chiedo alla regia di mandare il video di questa mostra. Abbiamo iniziato questa trasmissione, Cesare, parlando di questa sciagura che ha colpito la città di Venezia. Premesso che è importante che la politica romana, il Presidente del Consiglio, il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, Franceschini, con la consueta sensibilità, io credo sia stato dopo Urbani il miglior Ministro per i Beni e le Attività Culturali, sono qui sul posto a vigilare quello che ancora non si sa se sia finito o no, perché qui piove, è atteso un peggioramento, ma la domanda è questa:
come il medico che arriva quando ormai il paziente, il malato è morto. Non ci si poteva pensare prima, tanto tempo a parlare di Mose e poi se ne torna a parlare dopo anni di dimenticanza quando l'acqua ormai ha allagato tutta la città. Sì, sì, guarda, io non parlo mai di politica, cose non mi interessa proprio niente, io parlo di arte e su quello mi specializzo. Riguardo a Venezia ti posso raccontare la mia esperienza. Allora, ieri sono stato lì tutto il giorno ad aiutare quelli che erano lì, con la scusa di i corsi annullati, la laurea che non c'è più, eccetera, e ho detto ma sto a casa a far niente, leggo, sto in galleria, ho detto no, chiudo tutto, prendo e vado. Ho preso il treno, sono andato, e tra l'altro questa è una cosa bella da dire, cioè il fatto che dal punto di vista di tutta la gente che io ho visto lì aiutare quelli che hanno subito queste cose a Venezia, i social siano stati essenziali. Cioè io tramite Facebook e Instagram sono riuscito a coordinarmi con 1 migliaio e passa di studenti, siamo tutti andati, quindi se si usano i social in questi modi si ottiene qualcosa di incredibile. E noi studenti, insieme anche a tanta altra gente che è venuta apposta, gente che veniva da Bologna, Ferrara, si è spostata per aiutare, siamo arrivati lì e c'era bisogno da qualsiasi parte, sia da privati che dal pubblico. Io ho aiutato più i privati perché ero in una certa zona. Ad esempio, dal punto di vista ecco, della cultura, quanto è stato perso in termini di cultura, che ho sentito dire gran poco in TV. Si è iniziato a dire sono affondati 3 vaporetti, ma chi se ne frega dei vaporetti, li compri il giorno dopo i vaporetti, non hai perso niente. Il problema è quando senti che la Bevilacqua alla Masa ha perso un magazzino di opere storiche, di documenti, di libri, cioè del vaporetto non me ne può fregare di meno. Il punto è quando le opere vengono distrutte, quelle non le ricompri il giorno dopo, è cultura persa per sempre. E il fatto che la Querini Stampaglia, la Fondazione Cini, il Guggenheim, la Biennale di Venezia, cioè ci sono le opere sotto acqua adesso, queste cose non le dicono perché la Biennale viene dopo, però ecco, tanti studenti sono andati a prendere questi libri, questi documenti, penso ad alcuni miei amici sono andati alla Bevilacqua alla Masa, centinaia di faldoni di lettere, di, come si può dire, trascrizioni di interventi, di convegni, eccetera, a staccare uno alla volta e a prendere con le mollette coi phon asciugarli, perché altrimenti come si fa a farlo? Non lo può uno solo fare, c'erano migliaia e migliaia di pagine. Io ho visto proprio una persona, ho scritto anche il post ieri, è una persona che sono andato a trovare a questa signora che non conoscevo proprio, ho aiutato tra una stamperia, alcune persone, il bar dell'università, gente che chi al bar ha perso i salami, i formaggi, tutto preso, buttato via. Questa signora aveva la casa al piano terra e l'ho aiutata a portare fuori divano, zuppo, TV fulminata, frigorifero fulminato, sedie, tavoli. Quando abbiamo finito in casa non c'aveva neanche, cioè questa aveva la casa vuota, la notte non so dove abbia dormito, ma non c'era più niente in casa. Questa era un insegnante di elementari che aveva una libreria enorme, aveva conservato i compiti degli studenti, degli ex alunni, le lettere, le cartoline del marito, questa ha perso il marito, una donna pensionata aveva perso tutto e quando è uscita con questi sacchi neri pieni di libri, ma sacchi pieni di libri, io ho detto non è possibile. Questa non voleva nemmeno guardare cosa c'era perché le faceva troppo male, magari andando a guardare trovava una foto del marito, una foto del figlio, ha detto no, io per sicurezza cestino tutto, non voglio neanche sapere di quanto ingente sia la perdita che ho, meglio non sapere, butto via tutto. E io di fronte a tutti questi libri ho detto ma no signora, prego, guardi, mi metto io, guardo io, li ho aperti tutti quanti, sono riuscito a trovarne circa 300 da salvare che erano appena inumiditi, magari sopra un termosifone si asciugano e questa mi ha ringraziato un sacco e poi mi ha detto apri lo zaino, ti metto questi libri qua e quindi mi ha riempito lo zaino di libri e ho detto ma no signora sono suoi questi, li abbiamo salvati questi libri, no sono tuoi, quando te ne servono altri vieni che te ne do ancora. È una cosa incredibile. Chiudiamo questa meravigliosa trasmissione, questo ennesimo appuntamento del Cesare's Corner con una riflessione. Nel 1966 per l'alluvione di Firenze i giovani che, come quelli come Cesare, che oggi si stanno adoperando per salvare
i libri, le bellezze di Venezia, furono ribattezzati gli angeli del fango. Io ribattezzerei gli angeli della bellezza, quelli che si stanno dando da fare. La riflessione però da fare è questa, che mentre ci sono giovani volenterosi come Cesare, che senza guardare a nulla e senza temere alcun rischio lavorano per difendere la bellezza di Venezia, per far sì che l'acqua non uccida Venezia, e ci sono altri invece che con il telefonino, come se fossero in chissà quale posto, fanno dei video e dei selfie. E il mondo con i giovani come Cesare forse si salverà, con questi qui è sicuramente destinato all'abisso. Quello è vero, guarda, lancio un ultimo appello che sarebbe quello per cui tante biblioteche, tante librerie che hanno subito danni incalcolabili, incredibili, hanno fatto finalmente oggi il servizio sulla libreria Acqua Alta che è a San Marco, dopo 4 giorni che c'è, finalmente anche i giornalisti si svegliano, però ecco, tanta gente dice poverini, 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 non fanno niente. Allora nessuno si aspetta che la gente che abita in Calabria prenda il treno e venga fino a Venezia. Però ci sono tanti modi da casa per aiutare questa gente. Quasi tutte queste biblioteche stanno vendendo, anzi stanno dando via col 90% di sconto libri che magari si sono appena inumiditi. Allora tante persone che hanno in mente di prendere un libro li comprino da queste librerie che ne hanno tanto bisogno, li spediscono a casa, li vendono a niente, quello è un vero modo per aiutare. E allora, senza dimenticare che gli stessi danni, la stessa Apocalisse l'ha subita, la sta subendo la città di Matera, un'altra città che è tra le più belle al mondo, un patrimonio culturale del nostro paese. Io saluto, ringrazio Cesare, ti faccio Giovanni. I complimenti per una cosa, perché io ho timore, ho orrore anzi, e mi fanno paura coloro che non si commuovono mai. Oggi a inizio trasmissione tu hai dimostrato ancora una volta perché arrivi e arriverà, sei arrivato già tanto lontano e arriverai ancora più lontano, perché insieme al talento unico che hai c'è anche un cuore grande che batte qui. Con grande onore oggi ti do la mano e ti aspetto venerdì prossimo alle ore 17 per la sua trasmissione. E buona serata. Il Cesare Corner.